per primo darò la parola al professor Gianfranco Bottazzi, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Cagliari, che ci parlerà della qualità nei servizi, cultura dell'organizzazione e responsabilità individuale. Devo però chiedere proprio un secondo al professor Bottazzi, che tra l'altro stimo in modo particolare perché non lo dovrei dire, ma è stato colui che mi ha guidato nella tesi di laurea. Ma le rubo un secondo per salutare in modo particolare le autorità presenti, il signor prefetto di Nuoro, il professore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, che sembra una presenza molto significativa, nel senso che di qualità si parla nella pubblica amministrazione e, come vedremo nelle relazioni, anche nelle conclusioni, è un tassello importante dello sviluppo. Il professor Riva, dell'Università di Cagliari, gli allievi della Scuola Infermieristica di Cagliari, che mi sembra anche questa una presenza molto importante, e come presenze sindacali il segretario confederale della UIL Calvisi, il nostro iscritto ma molto importante ingegner Bustiano Composto, segretario nazionale di Sardegna in Azione, e il dottor Costantino Tiru, segretario provinciale del DS Federazione Democratica. Mi fa molto piacere anche che in sala sia presente tutta la confederazione sindacale con le varie federazioni nazionali, perché questo significa che noi mettiamo al centro la qualità come anche crescita di nostra presenza sindacale in Sardegna. Quindi la parola al professor Bottazzi. Devo alzarmi in piedi e allora devo innanzitutto portare il saluto del magnifico rettore, il professor Mistretta, perché per inconvenienti, impedimenti sopraggiunti non può partecipare questa mattina come avrebbe voluto e mi incarica di non solo scusarlo, ma di presentare il suo rammarico perché il tema gli sembrava particolarmente importante e sappiamo quanto sia peraltro impegnato questo rettore nella idea di rendere l'università di maggiore qualità e soprattutto di diffonderla sul territorio. Devo contemporaneamente scusarvi se ho chiesto di parlare per primo, ma il clima di Nuoro mi ha fatto venire un inizio di influenza e sebbene ci siano tanti infermieri credo che la cura migliore sia quella di starsene da casa a casa, quindi probabilmente mi scuso ma dovrò allontanarmi anche prima della fine dei lavori proprio per cercare di recuperare. Detto questo entro nel merito del tema che mi è stato assegnato e credo di poter iniziare dicendo che, parafrasando Hirsi, che è un autore di culto degli anni 70, uno scrittore americano, ha scritto un libro intitolato L'arte dello zen e la manutenzione della motocicletta, Hirsi diceva il principio era la qualità. E sostanzialmente l'idea cioè che sia qualcosa di impalpabile, di cui si avverte però con chiarezza la presenza o l'assenza. Noi ci rendiamo conto quando un servizio o un prodotto è di qualità e quando non lo è, più difficile è definirla, misurarla, introdurla. È un po' come, sempre per fare un'altra citazione ridotta, come diceva Lacoste, come il sottosviluppo della qualità, è come la giraffa, cioè nessuno la sa definire ma nella savana la vedono tutti, la si nota. Quindi è qualcosa che richiede però che si faccia un lavoro di definizione se poi vogliamo cercare di introdurla, nel senso ci rendiamo conto che non c'è, ma per capire come fare, cosa fare per poterla introdurre dobbiamo prima di tutto fare un lavoro di definizione. D'altra parte il mio mestiere è quello di insegnare, sai, che docente, quindi diciamo che certi vizi di dover sempre precisare e chiarire è difficile toglierseli di dosso. Ma prima di tutto la qualità, e così è successo perché si è affermata soprattutto nei prodotti
tangibili. La qualità è un problema di affidabilità. Un prodotto deve rispondere alle esigenze per cui è stato prodotto. Qui ci sono alcune definizioni dei guru della qualità, di Crosby, di Feigenbaum, di Juran, dell'American Society for Quality Control, che in un modo o nell'altro dicono sempre tutte, non ve le sto a leggere una per uno, spero che riusciate a vederle soprattutto nelle file più indietro, ma dicono che in sostanza è un problema sia di affidabilità che di manutenibilità. Affidabilità nel senso che un prodotto deve fungere o un servizio deve fungere. Vogliamo fare un esempio che faceva proprio Feigenbaum, un americano che ha insegnato la qualità ai giapponesi che poi l'hanno reesportata in America. Feigenbaum diceva che un'infermiera, una babysitter che fa cadere 3 neonati su 10 non è una buona infermiera. Un aereo che su 3 decolli uno non riesce a decollare non è un buon aereo, cioè, quindi è un concetto estremamente banale quello dell'affidabilità. E tutto sommato questo è un aspetto che riguarda, perché così si è determinata nella storia l'industria manifatturiera, ma credo che sia importante perché poi il ragionamento sui servizi non è sostanzialmente molto diverso. E allora se andiamo a vedere altre definizioni di qualità, vediamo che possiamo intendere la qualità come un rapporto tra le prestazioni aziendali, il termine è ancora preso dall'industria, ma possiamo tradurlo tranquillamente in organismi che producono servizi, e i bisogni del cliente. Quando le prestazioni aziendali sono superiori o uguali ai bisogni del cliente, siamo in presenza di una situazione di qualità. Prestazioni aziendali che sono di vario tipo, importante questo perché mi serve tra un po', mentre i bisogni del cliente sono di tipo diverso. I bisogni del cliente, e abituiamoci a questo uso del termine cliente e non utente, perché sempre più i servizi, compresa la pubblica amministrazione, devono mettersi nella logica non di avere non dico tanto dei sudditi o dei cittadini o degli utenti, ma avere dei clienti che devono essere soddisfatti perché sono loro che pagano alla fine il servizio per il quale stiamo lavorando. E parlo per esempio dell'università. Franco sa benissimo quanto sia difficile far entrare nella testa dei miei colleghi, dei nostri colleghi dell'università, l'idea che l'università non è un mondo fatto di unti dal Signore che non devono rendere conto a nessuno di quello che fanno, ma hanno dei clienti, esistono in funzione del fatto che devono fornire un servizio e che questo servizio deve essere soddisfacente. Beh, i bisogni del cliente sono impliciti, espliciti o latenti, a cui corrisponde una qualità attesa, una qualità richiesta e una qualità latente. Lo uso adesso perché mi serve tra un momento. Cosa sono i bisogni impliciti? Qual è la qualità attesa? Se io vado in un albergo, mi aspetto di trovare un letto possibilmente pulito, con le lenzuola cambiate, un bagno, l'acqua calda, insomma, è il minimo che mi aspetto. Se questi miei bisogni soddisfatti, la qualità attesa è soddisfatta. La qualità richiesta è se io posso, non so, ho bisogno di un accappatoio in più, o cioè quello che c'è, lo chiedo, mi viene fornito, e anche in questo caso il mio bisogno è soddisfatto. La qualità latente invece è quella su cui si gioca oggi il problema della qualità, ed è quando il cliente è stupefatto, come dice ad esempio Galgano, un altro guru della qualità in Italia. Se io entro in questo stesso albergo, oltre a trovare il letto, il bagno, ma trovo anche un cestino di frutta sul tavolo, io non me l'aspettavo, rimango piacevolmente stupito. E naturalmente questi 3 tipi di qualità poi si sommano in un mix, per cui qualche volta la qualità attesa è scadente, ma la qualità latente è in grado di farmi superare la difficoltà della mia insoddisfazione nel caso della qualità attesa. Potrei fare tanti altri esempi. Ma noi siamo abituati in Italia che quando andiamo in un ufficio pubblico ci trattano male. Siamo talmente abituati a questo che il giorno in cui entrate in un ufficio pubblico e qualcuno ci sorride, noi rimaniamo piacevolmente stupiti. E sebbene non sia cambiato nulla dal punto di vista della qualità attesa, questo ci sconcerta talmente tanto che usciamo anche noi sorridenti dicendo è incredibile, oggi le cose sono andate veramente molto bene. Ecco, questo per capire perché questi 3 concetti poi ci servono.
ci servono, ma dobbiamo, credo, immediatamente passare in maniera più specifica, credo, ai servizi. Perché? Perché questi sono discorsi che sono stati messi a punto in larga misura, così è andata la storia, sono state messe a punto, sono state messe a punto nel mondo della produzione manifatturiera, e noi oggi viviamo invece in una situazione che è profondamente cambiata, perché da società industriali siamo sempre più società di servizi, e le cose che vengono prodotte, soprattutto prodotte dagli uomini, quindi parliamo di occupazione, di chi lavora, sono sempre meno beni fisici. Non sono più scenari fantascientifici quelli di immaginare che i beni fisici vengano prodotti in larghissima misura da robot, mentre i beni intangibili, i servizi, sono ancora prodotti in larghissima misura da uomini. E quindi trasportare cose e persone, rendere disponibili i prodotti, curare la persona, curare la sicurezza, curare gli interessi economici, non vado avanti perché sono argomenti largamente noti, sono sempre più centrali nelle società nelle quali noi viviamo, e sono così centrali che non solo il servizio è sempre più funzionale anche alla stessa produzione. L'esempio più scontato in questi casi è fare riferimento al fatto che nella fabbrica robotizzata c'è però qualcuno che progetta il software e che regola i computer, cioè che fa un servizio, non fa più quello che era il lavoro manuale, ma è funzionale direttamente anche alla produzione, e in maniera non solo immediata, ma anche in maniera mediata. Lo vediamo tra un attimo. Allora, sui servizi io credo che si possa fare un discorso di questo tipo. Primo, perché i servizi sono peculiari, cioè hanno delle caratteristiche peculiari quando ragioniamo in termini di qualità. Secondo, dove agire, dove incidere, quali tecniche. Non presenterò le tecniche che normalmente vengono presentate, ma qualche accenno, anche perché sennò il tempo sarebbe molto più lungo di quello che intendo occupare. E terzo e ultimo punto conclusivo, perché la qualità dei servizi è sempre più strategica per la società e per l'economia. Non è più una questione, non è un qualcosa che possiamo fare o non fare, è una cosa che dobbiamo fare perché è una condizione assolutamente indispensabile. Allora, peculiarità dei servizi. Ma la peculiarità dei servizi deriva fondamentalmente da alcuni aspetti che io qui ho sintetizzato, l'ho fatto soprattutto per guadagnare tempo, e che riguardano il fatto che in primo luogo nel caso dei servizi c'è una standardizzabilità molto limitata. Una delle cose che sono avvenute nella produzione industriale col taylorismo e col fordismo, e poi sviluppate in seguito, è stata la estrema standardizzazione dei processi produttivi. L'esempio che tutti hanno in mente è il film di Charlie Chaplin, Tempi moderni, in cui il lavoro umano diventa qualcosa di talmente frammentato, talmente semplificato, che chiunque è in grado di farlo e chiunque è in grado di sostituire poi le persone in questo tipo di prodotto. Nel caso dei servizi questo non è possibile perché è difficile sottoporre a norme precodificate le componenti del servizio, e quando lo si fa, come spesso si tenta di fare, il comportamento, anziché diventare efficace ed efficiente, diventa burocratico, tra virgolette, nel senso diventa ritualistico, come direbbe Merton, e soprattutto diventa inefficiente. Faccio esempi tolti dall'università così non... ma insomma è difficilissimo qualcuno che deve rispondere al telefono, digli esattamente come si deve comportare. È difficilissimo qualcuno che deve stare all'ingresso da filtro, quindi dire dove bisogna andare, dirgli esattamente come si deve comportare. E il pendant immediatamente logico è quello che tutti coloro che operano nella pubblica amministrazione conoscono bene, è che di fronte a una cosa da farci non mi spetta, perché ha una rigida un tentativo di standardizzazione di quello che gli tocca fare. Secondo, la produzione del servizio è contestuale,
Cioè, mentre se io produco mortadelle, le posso produrre, poi le metto in magazzino e quando poi il cliente vuole la mortadella la va a comprare, il servizio va erogato nel momento in cui è necessario. Se ho bisogno di fare un'iniezione a qualcuno, non è che gliela posso dire, vabbè, adesso la vado a prendere in magazzino, no, l'iniezione va fatta in quel preciso momento, cioè il servizio è la prestazione e la ricezione del servizio avviene nello stesso momento, la produzione e il consumo avvengono nello stesso momento, la estrema eterogeneità, la importanza in tutti questi casi, ma lo riprendo, della risorsa umana, della componente umana, proprio perché c'è questa contestualità e proprio perché c'è questa mancanza di standardizzazione, e infine la quasi certa presenza comunque del disservizio. Cioè il disservizio può verificarsi per le cose più incredibili, ma mentre grazie alla standardizzazione nella produzione industriale il disservizio è ridotto al minimo, perché tutto viene previsto, c'è la manutenzione programmata, c'è la manutenzione straordinaria, insomma c'è tutta una serie di meccanismi organizzativi messi a punto in 100 anni di storia. Nel caso del servizio è molto facile che il disservizio si produca. Quando un convegno si dice che comincia alle 9, comincia alle 10, non succedono particolari danni, tranne il fatto che forse però una riflessione sul fatto che qualità e anche puntualità potremmo farci, chiusa la parentesi. Ma quando io dico che vado alle 9 a fare una particolare operazione di, per esempio, riparazione di un elettrodomestico, che è un servizio, e arrivo alle 10, questo è un chiaro disservizio. Allora, una gestione del disservizio è di telefonare per dire sono impelagato nel traffico, anche se non è vero, ma l'importante è quello che sente colui che riceve, e arrivano con un po' di ritardo. Probabilmente la persona è sempre infastidita, ma meno infastidita che se semplicemente deve aspettare un'ora perché la persona non arriva. Quando io devo andare a fare lezione e mi chiamano dal rettorato che c'è una riunione alle 10, quindi mi salta la lezione, come qualche volta succede, cerco di mandare qualcuno ad avvisare gli studenti, a scusarli, dire che è successo, insomma è un disservizio, ma bisogna cercare di governarlo questo disservizio. Uno dei casi che io trovo particolarmente presenti nella pubblica amministrazione è dell'università, che il disservizio c'è, ma nessuno lo vive come disservizio, neanche colui che è responsabile del disservizio. È una cosa normale, sono arrivati in ritardo, ci si abitua al disservizio e quindi via. Però forse la gestione del disservizio è un po' quella qualità latente che richiamavo prima, cioè anche se c'è il disservizio, come fanno tra l'altro i privati, perché se si sbaglia qualcuno di queste grandi, che ormai sono delle multinazionali, che forniscono servizi, che forniscono prenotazioni, che forniscono antenne paraboliche o cose del genere, non è raro che gli mandino un mazzo di fiori a casa per farti scusare se c'è il disservizio. Dalla pubblica amministrazione almeno chiediamo scusa, non dico che mandiamo i mazzi di fiori a casa, anche perché poi non sapremo come giustificarli dal punto di vista contabile, ma insomma perlomeno facciamo una telefonata di scusa. Un altro elemento importante è che nei servizi esiste, e qui entriamo un po' nel secondo punto, cioè alcune tecniche, esistono una doppia dicotomia, una front line, come si dice, una linea del fronte, e una back office, la parte che sta dietro. Uso questi termini in inglese non perché mi piace particolarmente, ma perché nel linguaggio corrente si usano queste espressioni, ma sono sostanzialmente una front line, in italiano sarebbe una linea del fronte, quindi mi sembra un po' dura come traduzione, ma sostanzialmente chi sta allo sportello e chi lavora dietro, chi è a contatto con il pubblico e chi lavora dietro. Ed è chiaro che in questi due casi la misura e l'introduzione della qualità si presenta in modo diverso. Uno è più standardizzabile, cioè il back office, l'altro meno standardizzabile, proprio perché tutti quegli elementi di peculiarità sono più presenti. Così come c'è una componente di hardware, cioè di struttura, che è in parte misurabile almeno e in parte suscettibile di intervento, e una componente invece software che è molto meno misurabile, perché è il cliente che la misura, ed è molto meno standardizzabile. Per capirci,
Nella componente hardware è la sala di aspetto di un ospedale o di un ambulatorio, è la sala dove aspettano quelli che devono fare la fila alla posta o all'INPS o al comune, e quindi è facile capire se le poltrone sono comode invece di queste panche in alluminio incredibili, rigidissime, durissime, se i muri sono puliti, se il pavimento è pulito, se il colore è un colore che ha un minimo di senso, oppure se, come spesso succede, quei colori fatti dai fondi di tinta che poi vengono mescolati e vengono fuori quei verdi stranissimi, quelle tonalità incredibili che caratterizzano gli uffici pubblici, per cui il colore è sempre un elemento certo non di qualità. E poi c'è una componente soft, questo si può misurare, si può intervenire. Però se facciamo solo un intervento su questo, cioè sulle poltrone, sulle mura, sulla pulizia, eccetera, eccetera, non risolviamo il problema, perché c'è un'altra componente molto più difficile, che è quella che, anticipo, io chiamerei la cultura del sorriso, la cultura della cortesia, di cui è estremamente importante quella famosa motivazione, quella risorsa umana che è decisiva, perché deve capire quello che sta facendo e interpretare il ruolo che sta interpretando. Esistono delle, io le chiamo macchinette, ma sono le tecniche, sono quelle che poi vengono spiegate nei corsi, nei master sulla qualità e cose del genere, e sono prese più o meno da questi strumenti. Se noi guardiamo i livelli di misurabilità del servizio, possiamo vedere il numero percentuale di errori, il tempo di attesa. Credete sia possibile? Io una delle prime cose che ho provato a fare all'università da preside, cercare di convincere le persone che stanno in segreteria di presidenza che al telefono si risponde sempre e comunque. Non pretendo dopo 3 squilli, come dicono i manuali della qualità, ma non è pensabile che una segreteria di presidenza o che una segreteria di rettorato o che una segreteria studenti non risponda al telefono. Perché non risponde al telefono? In parte per una incuria inveterata, per cui semplicemente non si risponde. Ma la cosa più grave è che non è questo, perché spessissimo non è perché non per pigrizia, semplicemente perché giustamente colui che sta al telefono ha dei bisogni fisiologici da soddisfare di tanto in tanto. Non è pensabile che sia seduto fisso in quel posto per 8 ore, ma ci vuole poco con le tecnologie attuali a fare la deviazione su un altro telefono, per cui nel momento in cui si assenta l'altro risponde al telefono. Questo io ci ho rinunciato ormai a ottenere, per una serie di ragioni è difficilissimo da raggiungere. Ci sono il numero delle persone in coda, c'è la temperatura, se è condizionata quando fa troppo caldo, se è riscaldata quando fa troppo freddo, siamo all'hardware, questa è la parte che si può misurare. Ma se voi guardate ci sono una serie di altri elementi molto meno facilmente misurabili, che sono la cortesia, la precisione, la disponibilità, l'affidabilità, la puntualità, l'adeguatezza del linguaggio e così via. La fiducia, l'orgoglio, il prestigio, il coinvolgimento, insomma, una serie di elementi che possono essere valutati. Cioè il fatto di metterle in lista significa semplicemente che chi fa l'analisi poi con questa macchinetta in mano dice questo c'è, questo non c'è, questo c'è, questo non c'è. Ed è in questo modo che si approccia poi il problema della qualità in un contesto come quello dei servizi, dove dicevo dall'inizio impalpabile, difficile di fare. Ma è chiaro che la front line, come la chiamavo prima, è un elemento strategico, e al di là del proporre altre macchinette, queste qui fanno sempre molto sorridere gli studenti, perché qui ci sono per esempio una serie di elementi che riguardano l'adeguatezza dell'abbigliamento, che riguardano l'igiene dell'ordine, che riguardano il prestigio dell'uniforme. Cioè il fatto che nei nostri uffici, ormai da quel popolo di individualisti che siamo, ognuno si veste assolutamente a suo modo, senza nessun rispetto per una uniforme che dà sicurezza, nel caso specifico, al cliente. Questo esempio lo facevo anche con i miei giovani amici del diploma di infermeria. Se il medico o l'infermiere non avesse il camice con la divisa da infermiere o da medico, verrebbe preso molto meno sul serio. Ora, a parte il fatto che questo a volte è una tecnica che io usavo per entrare negli ospedali fuori dagli orari, mettevo il camice bianco e nessuno mi fermava. Ma al di là di questo, effettivamente, c'è un problema di prestigio dell'uniforme.
Nell'università è difficile vedere gli uscieri, come succede nelle università straniere, che hanno la loro divisa, con il loro nome, cioè tutta una serie di elementi di hardware, ma anche di software, che immediatamente facilitano, aiutano un rapporto di qualità. Ma al di là di questo, il frontline è strategico perché è proprio il fronte di contatto con l'utente. Ma noi in Italia abbiamo delle stranissime cose, e credo che qualche esempio vada fatto. Noi abbiamo una legge, per esempio, nella pubblica amministrazione prevede che ci debba essere una certa percentuale di disabili, handicappati e così via, meritoria dal punto di vista sociale. Dove vanno a finire la maggior parte di queste persone? Ai telefoni, che sono il momento di contatto con l'esterno. Per cui voi chiamate la regione Sardegna, una elegantissima voce femminile con sottofondo musicale che dice "This is Autonomous Region of Sardinia", perfetto in inglese, poi finisce il nastro, pronto. E siete fortunati se, ecco, questo è un rapporto con l'utente, questo badate vale anche per gli ospedali, per l'università, vale purtroppo per tutta una serie di aspetti in cui questo elemento di primo rapporto è particolarmente importante. Qualche anno fa sono stato in Francia per un anno, ho avuto modo di vivere da francese, quindi la mia sorpresa quando vado alla Sécurité Sociale, insomma la USL, e all'ingresso non c'è un usciere, perché gli uscieri abbiamo inventati noi in Italia, non c'è un usciere ma c'è un bureau d'accueil, un ufficio accoglienza dove ci sono i funzionari più utenti e meglio pagati di tutta la struttura, che capiscono esattamente qual è il tuo problema e ti mandano al posto giusto, dove peraltro c'è sempre qualcuno, e risolvi il problema in un attimo. Cioè la logica dell'accoglienza è esattamente rovesciata. Cioè oggi noi invece viviamo in una situazione in cui questo aspetto è completamente trascurato, e anche nelle nostre organizzazioni, Franco, noi mettiamo sempre, quasi sempre, vanno a finire nei ruoli strategici di rapporto con l'esterno le persone che non funzionano nelle altre parti, cioè esattamente una scelta che dovrebbe essere completamente rovesciata. E qui c'è anche il problema, e mi avvio a concludere, dei tre tipi di qualità che ricordavo prima, perché bisogna stare molto attenti a lanciare progetti. Oggi è un po' una moda, io sto facendo fare un sacco di tesi, ne hanno fatte anche i giovani infermieri, o quasi finito, tesi, tesine sulla qualità delle più diverse situazioni, come viene percepita. E lì si scopre per esempio che è molto importante il rapporto front office, back office, nel caso degli ospedali ad esempio, perché i punti critici, potrei dire che tutte le tesi e le tesine mettono in luce come i punti critici siano i pasti e gli orari divisi dal pubblico e i ticket, il pagamento dei ticket. Perché? Perché qui le esigenze del back office, che sono poi in larga parte esigenze di natura sindacale, condizionano turni e roba del genere, condizionano poi la prestazione del front office. E quindi è un elemento che proprio vede la difficoltà di coniugare insieme queste due dimensioni. Ma quando noi lanciamo progetti di qualità e soprattutto battiamo la carcassa sui progetti di qualità, Sindaco ha detto delle cose molto giuste, però se lanciamo dei progetti di qualità a loro, prima che ne do qualche modesto consiglio su come evitare poi di generare, invece di una qualità superiore, che magari c'è, ma dipende da come è percepita la qualità. Cioè questo elemento è estremamente importante, non è misurabile come nel caso di un'automobile quanti guasti ha, lì dipende da come il cittadino la percepisce. Però racconto sotto forma di aneddoto. Da Roma Fiumicino a Roma Termini c'è un treno che chi lo fa con una certa frequenza per ragioni di lavoro o altro ha avuto modo di conoscere, non è mai puntuale, non si sapeva quanto partiva, non si sapeva quando arrivava, insomma, quindi uno lo sapeva, la qualità attesa era quella. Quindi non è che si poteva arrabbiare più di tanto, si sa che le cose vanno così, un po' come gli autobus a Cagliari, non è che uno si può arrabbiare se non passa in orario, lo sa che non arriva, non passa in orario.
Cosa è successo? Giubileo, la Ferrovia dello Stato, progetto Leonardo, in tutti gli aeroporti italiani, da ora ogni 7 minuti, eccezionale. Beh, siccome non sono riusciti a rispettare le promesse che hanno fatto, quella che prima era una qualità attesa bassa, ma comunque soddisfacente perché l'attesa era bassa, c'è stata una vera rivolta, quasi rivolta degli utenti. Dice, ma come? Mi prometti che parti a una quest'ora, che ci metti esattamente a mezz'ora, invece succedono i maggiori servizi rispetto a prima, questa non è qualità. E il rischio che noi corriamo è lo stesso dell'università. Nella mia facoltà io ho provato a cambiare una serie di cose e credo di poter dire senza così falsa modestia che credo che sia una delle facoltà che per molte cose è all'avanguardia. Noi abbiamo fatto prima di altri la valutazione sui docenti, noi abbiamo fatto prima di altri la semestralizzazione, tutta una serie di cose, il servizio di informazione degli studenti, tutta una serie di cose che andavano in direzione della qualità. I nostri studenti adesso sono forse più insoddisfatti di prima, perché siccome gli abbiamo promesso delle cose e si fa fatica a mantenerle tutte, paradossalmente l'effetto non è quello di aumentare la soddisfazione, ma di aumentare l'insoddisfazione. E il rischio è lo stesso che corriamo con la riforma, con tutte le cose che abbiamo promesso, se non siamo in grado di mantenerle, si tradurrà in una protesta da parte degli studenti piuttosto che in un riconoscimento di quanto invece è stato fatto. Perché i servizi, la qualità dei servizi è strategicamente sempre più rilevante, direi una sorta di condizione necessaria per qualunque processo di sviluppo. Ma che sia socialmente rilevante credo che sia facile, perché è poi l'aspetto sul quale normalmente si insiste. Significa qualità della vita, che sì, la qualità dei servizi significa qualità della vita, che la sanità funzioni bene, che il comune funzioni bene, che la scuola funzioni bene e via discorrendo, significa che la qualità della vita è molto migliore. E qui credo che se noi facciamo una distinzione tra pubblico e privato, di questa grande trasformazione che c'è in atto ce ne rendiamo conto, perché se voi provate a chiamare uno qualsiasi di questi call center che si stanno moltiplicando, voi trovate quasi sempre una grande gentilezza, una grande disponibilità, una grande capacità di risolvere i vostri problemi. Penso che so io a centri come Postal Market oppure questi tipo le varie, non si può dire che non si fa pubblicità, le varie canali televisivi a pagamento, per cui insomma, in generale il privato l'ha capito e McDonald's infatti nei propri corsi di formazione insegna ai propri dipendenti a sorridere. C'è proprio un modulo formativo che è il sorriso, come si deve sorridere di fronte al cliente, cosa si deve dire al cliente. Allora io dico che se ci riesce McDonald's forse ci riusciamo anche noi se ci proviamo, se semplicemente ci poniamo il problema che il sorriso non è un di più, la cortesia non è un di più, è una cosa di cui abbiamo assolutamente bisogno. È strategicamente rilevante non soltanto perché migliora la qualità della vita, e io devo dire che del pubblico siamo ancora indietro, ma molte cose si muovono, e bene anche. Se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere come funzionano adesso le intendenze di finanza dopo l'intervento del ministro Visco, i centri di servizio che rispondono educatamente, che qualche volta risolvono il problema evitando che il cittadino vada materialmente a fare le 2 ore di fila all'intendenza di finanza, dimostra che è possibile anche nel pubblico, ma anche quello che è stato fatto in molte situazioni ospedaliere, quello che mi risulta poco o nulla a Cagliari, ma in altre realtà è stato fatto molto per migliorare proprio il rapporto con il cliente paziente. Ma economicamente rilevante forse ancora di più. Perché? Perché i servizi di qualità significano un ambiente socio-economico attrattivo, significa un sistema paese che funziona, un sistema regione che funziona, in cui un certificato si ha in tempi rapidi, in cui un allacciamento del telefono si ha in tempi rapidi, in cui una pratica qualsiasi, sanitaria o di altro genere, si ha in tempi rapidi e certi, soprattutto certi, cioè più che la rapidità è la certezza, nel senso che l'impresa ha bisogno di certezza.
Se andiamo a guardare alcuni dei casi di successo degli ultimi anni, tipo l'Irlanda, molto si deve a questo sistema di qualità dei servizi, che rendono l'ambiente particolarmente attrattivo, particolarmente interessante. Io faccio spesso in quest'ultimo periodo un esempio di questo genere, ma ormai questi centri di servizio, questi call center, come si chiamano, di grandi dimensioni, non si mettono più nelle grandi città, si cercano, anzi, successo dell'Irlanda, cercano delle situazioni in cui ci sia una qualità della vita migliore, in cui i giovani, generalmente con alto livello di qualificazione, sono disposti ad andare perché hanno tutti i servizi e soprattutto hanno un ambiente vivibile rispetto a quello a volte difficilmente vivibile della città. Sapete ad esempio che l'Italia ha un unico centro di prenotazione ormai da tutta Italia, che sta ad Acilia, un posto non distante da Roma, ma poteva stare tranquillamente in Sardegna, a Nuoro, non fa nessuna differenza, ormai non è più legata ai trasporti. Ecco, però perché non c'è a Nuoro o non c'è in Sardegna? Forse perché l'ambiente non è sufficientemente attrattivo, forse. Ma questa è una ipotetica risposta che io mi do così come una domanda. La qualità dei servizi in questo caso è assolutamente rilevante. La qualità dei servizi è difficile da gestire, lo sappiamo bene. Perché? Perché la qualità dei servizi è un sistema. La qualità ha molto fatto tesoro della strategia giapponese, del modello giapponese, che poi si chiama erroneamente giapponese, perché l'ho detto all'inizio, in realtà l'hanno importato gli americani in Giappone, non è un'invenzione giapponese, ma noi l'abbiamo ripreso poi da loro, il just in time. E il just in time è molto diverso dal già vengo, che spesso ci sentiamo dire noi qui. Cioè, just in time vuol dire che le cose vanno fatte, è un sistema di cose che si concatenano e che avvengono esattamente in sequenza quando devono essere fatte, non quando fa comodo. È un sistema, e allora a questo punto come siamo in Italia, come siamo in Sardegna? Sarebbe da dire male, grazie, ma perché? Perché la cultura dei servizi e la qualità dei servizi fatica ad imporsi. Ma io credo che ci siano schematicamente una serie di problemi. Un primo sicuramente è un problema di cultura, non nel senso antropologico, ma un problema di cultura della qualità, cultura dei servizi, della qualità del servizio. È tipica della pubblica amministrazione, quindi il discorso andrebbe fatto sulla pubblica amministrazione, ma noi siamo in una pubblica amministrazione, quella italiana, che in tutte le sue articolazioni ha alla base una logica perversa, che è questa. Il cittadino, che in realtà viene considerato suddito, è un delinquente e deve dimostrare di non esserlo. Mentre una pubblica amministrazione di servizio dovrebbe rovesciare completamente questa logica. Il cittadino è onesto per definizione, sono io che devo dimostrare quando è delinquente. In fondo ci abbiamo messo quanti anni per abolire tutta una serie di certificati che ancora, badate, il processo non va molto veloce. Perché cosa voleva dire il certificato di nascita? Ma insomma, sono qui, mi vedi che sono nato, no? Perché ti devo dimostrare che sono nato? Erano delle cose perverse viste con gli occhi di un marziano. Beh, questa però rispondeva a questa logica che va completamente cambiata. Dobbiamo smettere di pensare che lo studente è un furbo che vuole rubare gli esami. Dobbiamo introdurre l'autocertificazione anche in questo caso. Poi sta a noi controllare. Prova a parlarne con le nostre segreterie studenti. Non accetteranno mai. È lo studente che deve dimostrare di aver fatto gli esami, non io che devo dimostrare che non li ha fatti, proprio perché la logica che si afferma è quella del suddito, non del cittadino, ed è una cosa che viene forse dalle origini della nostra pubblica amministrazione. Poi c'è un fatto organizzativo. Posto pubblico non viene percepito come un servizio, ma come un privilegio. L'individualismo organizzativo della pubblica amministrazione dell'università, che è una pubblica amministrazione, è qualcosa che allontana enormemente da qualsiasi possibilità di introdurre logica tipo quella del cliente interno, che è una delle cose della qualità giapponese. Cioè che il front line è cliente del back office, e se il back office lavora male, gli uffici devono collegarsi tra di loro. Qui invece ognuno è gelosissimo della propria piccola area organizzativa e non vuole condividerla con altri. Naturalmente questo porta che spesso i problemi non vengono risolti. D'altra parte, qui ho qualche battuta, visto l'ambiente in cui mi trovo, perché il sindacato ha moltissime responsabilità in questo.
tantissime, perché i sindacati difendono l'esistente, spesso perché non manca quella cultura di cui parlavo in precedenza, ed è difficile capire che nessuna organizzazione, quindi la pubblica organizzazione come tutte le altre organizzazioni, può vivere, questo si parla nel primo capitolo di qualsiasi manuale di sociologia delle organizzazioni, senza un sistema di premi e punizioni. Noi, nella pubblica amministrazione, in realtà non abbiamo un sistema di premi e punizioni. E spesso i sindacati, è normale una polemica amichevole, quando avallano per esempio i premi di produttività uguali per tutti, fanno un cattivissimo servizio, perché non hanno capito nulla del fatto che la produttività non può essere uguale per tutti, ma bisogna premiare chi lavora di più e non premiare, non dico punire, chi lavora di meno, e avere anche strumenti di punizione. Questa impunità del pubblico dipendente lo porta naturalmente a essere assolutamente indifferente a qualsiasi logica di qualità. Qualche volta è anche forse un fatto di cultura in senso antropologico, cioè la cultura del sorriso, la cultura della cortesia, la cultura della gentilezza, che deve contrapporsi alla cultura del sospetto, alla cultura della diffidenza, alla cultura della freddezza, cioè è un fatto su cui si può intervenire. Ovviamente qui c'è un problema, e diciamo qui perché poi su questi temi interverrà Franco Meloni, un problema di formazione anche, ma formazione non addestramento. Io ci tengo molto a questa distinzione che forse può sembrare un po' obsoleta. Una cosa è l'addestramento nel senso di imparare a fare quella particolare pratica o quella particolare tecnica in quel particolare modo. Altra cosa è la formazione che presuppone, come ci ha insegnato McDonald, anche la possibilità che si possa formare alla cortesia e al sorriso. Ecco, qualche volta su questo aspetto a noi ci fa sorridere perché pensiamo che il sorriso uno ce l'ha naturalmente oppure non lo può acquisire. Non è vero, anche la pratica del sorriso si può acquisire se colui che sta dietro lo sportello si rende conto e accetta fino in fondo l'idea che non è il pubblico al suo servizio, ma è lui al servizio del pubblico, cioè che lui è lì in funzione della soddisfazione di particolari bisogni, non del rispetto di alcune forme burocratiche, per cui lui rispetta la norma, dopodiché nessuno gli può dire nulla. Scusate se soprattutto alla fine sono stato un po' disorganico, ma volevo aspettare perché ho visto che stavo perdendo troppo tempo, vi ringrazio.